campionato di Serie A che si sta ravvivando, Napoli che purtroppo è sceso al quarto posto, l'Inter, il Milan e l'Atalanta, sarà lotta a 4? Secondo me sì, Napoli adesso sta pagando le assenze di Osimhen e di Koulibaly, sono due giocatori forti, due giocatori che fanno la differenza in questa squadra. È chiaro che avere Biancarelli non è la stessa cosa, quindi questa flessione di rendimento è dovuta sicuramente a queste assenze. Loro in questo momento dovrebbero recuperarli il prima possibile, parare i danni in un momento di difficoltà, poi secondo me hanno anche sì, tutte le carte in regola per giocarsi lo scudetto. È stato un anno particolare anche insomma, per la Serie A, Covid, ancora situazioni particolari, gli infortuni, ha visto il Napoli ma anche le altre squadre, si gioca troppo? Sicuramente è un'incidenza, poi è un fatto anche generale, no? Quindi qualche esame, qualche riflessione l'ho fatta, si gioca, poi anche il Covid che ha fermato un po' il programma di lavoro, è stato un po' che ne so, alternato, quindi sono conseguenze secondo me di un periodo in cui le squadre hanno subito magari dei rallentamenti o delle pause, quindi tutto incide secondo me. Poi le partite sono tante, giocare sempre contribuisce a creare comunque infortuni. Sorteggio Europa League per il Napoli, il Barcellona, incredibile, sempre le più difficili tra virgolette per gli azzurri, se ne parlerà a febbraio, però è una sfida, ha detto De Laurentiis, è come una Champions, è una gara di Champions. Assolutamente sì, sono due grandi squadre, ripeto, il Napoli deve recuperare questi due giocatori, poi è chiaro che il Barcellona è una squadra forte, non è che lo devo scoprire io chi è il Barcellona, però è sicuramente molto stimolante come impegno. Mister, il Napoli ha perso per diverso tempo Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Ecco, e forse l'assenza di Koulibaly quella più pesante? Secondo me sono pesanti tutte e tre, perché anche Osimhen è dura da sostituire, cioè, con tutto rispetto per chi gioca, attento, però si dice che i giocatori, la rosa, i giocatori sono tutti uguali, però non è così, ci sono giocatori per alcune squadre sono insostituibili, tant'è che anche se andiamo a leggere nei tabellini di qualsiasi squadra che è impegnata su molti fronti, ci sono giocatori che giocano sempre, quindi vuol dire che sono insostituibili. Il Napoli ha avuto la sfortuna di perdere questi tre giocatori che secondo me sono fortissimi, sta pagando, però ecco, deve sperare solo di intanto di parare i danni, uscire un po' indenni da questo momento in cui la flessione è naturale, perché l'organico adesso è un po' diciamo falcidiato. Poi quando ha recuperato la piena efficienza di tutti può ripartire a raggiungere gli obiettivi che loro possono raggiungere secondo me. Mister, una domanda anche legata a quella che è invece il momento della capolista attuale, l'Inter. Sì. Come sta vedendo l'Inter e se pensa che l'Atalanta, lei che ha allenato tante provinciali, possa essere la provinciale che corona il sogno e che vince lo scudetto? Sì, guarda, allora quest'anno l'Inter la vedo bene perché adesso sta uscendo fuori, sta facendo delle ottime prestazioni, è cattiva, è determinata, ha una rosa adeguata per essere impegnata su più fronti e poi soprattutto, però ecco, attenzione all'Atalanta perché come dice lei giustamente prima o poi l'Atalanta è lì, sta crescendo, è una squadra che gioca insieme da tanti anni, è una squadra forte e in un campionato in cui l'alta classifica comunque sono 4 squadre che se la giocano, l'Atalanta può dire la sua. In questo momento, ripeto, il Napoli ha questa flessione per l'infortunio che ha avuto questi giocatori, l'Inter è in un momento positivo, quindi sta facendo i risultati, sta uscendo fuori, Milan, ma questo è normale, che una squadra abbia qualche momento di flessione durante un campionato, ma che tutte le partite uno riesce a essere sempre al top. Però l'Atalanta secondo me anche io la metto come outsider per lo scudetto. Allegri è una delusione il suo ritorno alla Juventus? No dai, si sapeva che la Juve quest'anno avesse dovuto fare un campionato ridimensionato rispetto a quelle che sono le solite prospettive, prerogative, chiamiamole come vuole, la Juve è la Juve. È un momento anche che sta passando anche per la Juve, un momento in cui è meno forte rispetto agli altri anni. Quindi, visto il calciatore giovane italiano che le piace di più? Calciatore giovane? L'italiano che le piace di più. Che domanda che mi fai? È complicato. No, non ci pensavo, adesso faccio niente locale. Se le dico Scamacca è l'attaccante giusto bravo, per portarci al mondiale? Sì, bravo, Scamacca perché comunque dicendo avanti dopo Immobile in Italia adesso per la nazionale
e lui ha i requisiti per stare, insomma ecco, il ruolo è suo.